cognome e il ruolo. Certo, vado. Io sono Elena Canna di Ancitel Energia e Ambiente. In questo progetto Ancitel è il soggetto attuatore di questa iniziativa nelle scuole, in questo caso di Treviso, ma è un progetto che copre tutto il territorio nazionale. L'iniziativa riguarda la conoscenza, quindi dare una serie di informazioni ai bambini e ovviamente alle loro famiglie, questo è il vero obiettivo dell'iniziativa, su quelli che sono i RAEE, quindi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare l'iniziativa coinvolge una categoria di questi RAEE che sono i PAED, cioè le piccole apparecchiature elettriche domestiche. Stiamo quindi parlando di piccoli elettrodomestici, telefoni, caricabatterie, vecchi phone, radioline, anche giocattoli che abbiano magari tipo un trenino elettrico o una PlayStation, quando arrivano alla fine della loro vita possono essere conferiti correttamente andando a recuperare dei materiali preziosi che contengono e anche cercando di evitare invece contaminazioni che possono essere pericolose per l'ambiente ma anche per la salute. Questo riciclo e recupero è ancora al di sotto degli standard che sarebbero adeguati. Gli obiettivi sì, e in effetti abbiamo degli obiettivi molto alti. Attualmente la situazione è questa. Riusciamo di circa 15 kg che produce in media un italiano di RAEE all'anno, soltanto 4 di questi vengono conferiti correttamente. Quindi dobbiamo, come dire, darci da fare. Inoltre abbiamo degli obiettivi che ci vengono imposti dall'Europa che parlano di arrivare a 18 kg entro il 2019 e quindi insomma abbiamo ancora tanti di questi materiali da destinare correttamente allo smaltimento e al riciclaggio.